Buonasera al mister dell'Ascari Cefalù Davide Boncore. I suoi ragazzi hanno dimostrato di onorare al massimo anche l'ultima giornata di campionato, nonostante l'esito della classifica che era già comunque conosciuto. Sì, oggi è stata una bella partita, soprattutto perché erano tutti, quasi la maggior parte di tutte e due squadre con gli under in campo. Sono contento perché hanno debuttato dei ragazzi che ha da tempo che tirano la carretta. Non gli ho voluto dare contentino, ma hanno dimostrato di meritarsi questo premio di ultima giornata di partire dall'inizio. Nonostante lo svantaggio, la squadra è stata capace addirittura di segnare 3 gol nel giro di 1 minuto e mezzo e ribaltarla. Sì, i ragazzi hanno lavorato bene, ripeto, tutto il periodo che ho fatto io con questi ragazzi sono contento, nonostante la retrocessione, sono contento di vederli crescere fino all'ultima partita e posso dire che siamo diventati squadra nonostante la retrocessione, questo. La media punti è cresciuta molto in queste ultime giornate di campionato. C'è un rammarico, resta un sì, rammarico. il rammarico c'è perché magari poteva avere più tempo prima, un mese prima, magari si riusciva a trovare più equilibrio prima, però dai, è inutile piangerci addosso perché c'è stato un lavoro di mesi, fatto di sacrificio, ringrazio sempre la società che mi è stata vicina, di belle persone e ripeto, il martedì nonostante le sconfitte e le vittorie ero felice di allenare questo gruppo di ragazzi. Buonasera all'avvocato Nicchi. Allora, facciamo un bilancio complessivo di quest'annata per l'Ascari Cefalù in eccellenza dopo tanti anni. Sì, allora è stata una bellissima esperienza, un campionato ovviamente di altri livelli rispetto alla promozione, lo abbiamo visto tutto e tutti. Abbiamo sbagliato, come abbiamo sempre detto, l'approccio al campionato. L'abbiamo tutto sommato ripreso, tant'è che fino alla penultima di campionato noi ce la siamo giocati perché potevamo entrare in corsa ancora per disputare lo spareggio per i play-out. Vabbè, diciamo, siamo contenti tutti, non per la retrocessione perché non ha senso essere contenti per una retrocessione, però siamo contenti per quello che abbiamo fatto, abbiamo onorato il campionato. Abbiamo onorato gli impegni presi con tutti i giocatori, col mister, con le istituzioni, siamo stati corretti sempre nei confronti di tutto e tutti, di questo ne andiamo fieri, siamo orgogliosi e con grande dignità ricominciamo dalla promozione. Ne approfitto per ringraziare innanzitutto delle persone che sono state fondamentali, soprattutto gli sponsor che ci hanno dato una mano d'aiuto fino all'ultimo con grande impegno e serietà. Voglio ringraziare prima di tutto la persona del sindaco di Lascari, il dottore Schittino, che ci ha consentito di poter usufruire e utilizzare questo impianto bellissimo, l'impianto di Lascari, e non finirò mai di ringraziare il sindaco, il dottore Schittino, l'amministrazione comunale, che veramente ci è stata sempre vicina tutto l'anno. Vorrei ringraziare poi gli altri dirigenti, il presidente Michele Polizzotto, che non si è risparmiato in nulla, Rolando, Fiduccia, vorrei ringraziare tutti gli altri dirigenti, i magazzinieri, Carmelo Schittino, chi più, chi meno, ognuno di noi ha dato veramente un po' o tanto o meno per portare a termine questo campionato con grande dignità. Ringraziamo tutti, ci rivedremo l'anno prossimo e vediamo, ora facciamo 10 giorni di stacco e poi vediamo di riorganizzare un po' il tutto e facciamo qualche riunione e vediamo.